Non abbiamo in questo momento giocatori di livello, non dico internazionale, ma di forte livello nazionale come ce li abbiamo avuti nel passato. Abbiamo avuto i Moci, Piludu, poi se andiamo ancora più indietro, Murgia, Binaghi, Gamaris Spiga, insomma abbiamo avuto tanti giocatori di livello nazionale e internazionale a livello giovanile. Ci siamo sempre fatti rispettare, avevamo tanti anni fa la Ferrando che poi è diventata mi pare il numero 50 al mondo, e la Salis adesso è una giocatrice, è una realtà, la Floris, Anna Floris, grazie al cielo, quindi è il numero 120 al mondo circa adesso, quindi allora quando era ragazzina era fortissima, sai, ne abbiamo sempre, in questo momento non ce le abbiamo queste figure, diciamo la verità. Abbiamo però molti bambini interessanti intorno magari del 98, 97, 2000, 2001, 2002 che ci fanno ben sperare per il futuro. Questo, magari in questo momento ci manca qualche elemento di spicco under 16 o di spicco a livello nazionale o under 14, però a livello piccolo insomma ci sono buone speranze.